Lei è il millesimo. Sì. Ma che sensazione le dà? È un bel traguardo, però spero che ne facciano ancora altri 1000 o 2000 perché è una bella cosa. È Gianluca, il millesimo trapiantato di rene del centro, trapiante dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Viene da Bergantino, comune del Rodigino, e a Vicenza ha ritrovato la vita. Che si sta bene, si ritorna a vivere alla normalità, non come una persona che purtroppo deve fare la dialisi, che deve sempre andare in ospedale. A ridargli speranza di poter avere una vita senza la spada di Damocle di una routine fatta di giornate di dialisi è stato appunto il centro trapianti e grazie alla mamma è lei la donatrice per il trapianto da vivente. Quando mi hanno detto che potevo donargli il rene ero fuori di me, quella sera lì neanche ho mangiato dalla contentezza perché fino all'ultimo temevo di non riuscire ad arrivare a questo traguardo. Il 25 febbraio finalmente abbiamo fatto l'intervento, è andato tutto bene e la cosa più bella, mi ricordo che mi sono svegliata un po' dall'anestesia, ero un po' intontita e avevo al fianco la dottoressa Gastaldon e mi ha detto suo figlio sta benissimo e il suo rene funziona già. A loro il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in visita all'Uslotto con il direttore del centro trapianti Ronco, è stata donata una targa a ricordo, 1000 trapianti dal 1988 al 2021, ovvero da quando è nato il centro trapianti di reni di Vicenza. 1000 persone che dalla dialisi sono passate al trapianto grazie ad un donatore, un numero in sé, ma frutto di un lungo cammino di amore e di speranza. È un numero, però rappresenta un cammino fatto assieme a tantissime persone, tanti professionisti, tanti servizi e diciamo che per noi forse che essere un traguardo è il punto di partenza per i prossimi 1000 trapianti.